Ecco, prezzi diversi per i bianchi e per i neri, lei cosa ne pensa? Beh, cioè, lo trovo anche normale, ognuno nel suo negozio fa i prezzi che vuole, poi sta il cliente a scegliere. Indubbiamente noi europei abbiamo dei cappelli molto diversi, forse c'è più lavoro, presumo. Sicuramente è una forma di razzismo al contrario questa qui. Comunque non sono ammesse queste discriminazioni nel 2000. Quasi quasi ha ragione, così imparano a trascurare i barbieri italiani. Cosa ne pensi? Non saprei. Dicono che sia una forma di razzismo al contrario. Ah beh, fan bene. Alla fin fine anche noi siamo tutti razzisti nei loro confronti. Ma forse questa signora si sentiva un po' discriminalizzata dagli italiani, dai bianchi, diciamo tra virgolette, e quindi la voleva far pagare in questa maniera. Che non sia corretto, semplicemente. Sì, a volte si fanno delle tariffe diverse in base al reddito delle persone, però secondo me non su questioni così semplici. Insomma, qualcuno dice che è una forma di razzismo al contrario. Mi sembra anche un po' una sciocchezza. Un taglio di capelli a un bianco costa 10 euro, a un nero costa 5 euro. Meraviglioso, stupendo! Facciamo il razzismo al contrario. I bianchi hanno sempre qualcosa da potere d'acquisto di più, quindi che spendano un po' di più. Ognuno agisce come crede, cosa vuole che le dica? Sì, però che dopo non dicano che Bitonci o Zai o compagni sono razzisti, perché noi non facciamo due prezzi diversi per i neri o per i bianchi o per i gialli. Quello è per tutti. A parte quelli etnici neanche ci vado, quindi mi taglio i capelli a casa, come si può anche vedere il taglio.